chiedo scusa. Signor Cabras. Ma fuori c'è il signor Bebiu. Vuole parlare con lei? Mi sembra agitato. Fallo entrare, fallo entrare, fallo entrare, fallo entrare, fallo entrare, fallo entrare! È successo qualcosa? Ma... Sì, signori! Il viceré ha avuto notizia di una progettata sommossa e ha deciso di intervenire d'anticipo, senza chiedere il parere della reale udienza. Ha ordinato l'arresto dell'avvocato Cabras e dell'avvocato Efisio Luigi Pintor, Sirigu. Don Vincente Lunel de Cortemiglia si sta dirigendo qua con un nutrito drappello di soldati. 3. Ho udito la cosa e sono venuto ad avvisarvi. Ma sei sicuro di quello che dici? Sicurissimo, avvocato, ma bisogna che facciate in fretta. Io scappo! Scendo dal cortile interno, prendo il cavallo e mi metto a sollevare il popolo! Comincerò dal quartiere di Stampace. Farò suonare a martello tutte le campane della chiesa di Sant'Anna e poi tutte quelle degli altri quartieri. E ora, tutti a tavola! Come se niente fosse successo. Addio, cara. Se tutto va bene, saremo liberi dal gioco piemontese e ci rivedremo nella nostra casa, se Dio vorrà. Bebiu, venite con me, non è prudente che vi trovino qui. Vincenzo, voi non venite? No, è meglio che io non venga. Non posso abbandonare i miei in questo momento. Va, giocate le vostre carte al meglio. Pensavo fosse del gatto, benissimo. Fate il vostro meglio. E ora, signori, tutti a pranzo. Premo per voi per questi avvenimenti. Corrieri, sono sicuro di portenti. Che versi, che finezza! Libertà, uguaglianza, fraternità. Beh, per adesso, signori, mangiamo. E da c'è! Fai buddia! Che versi, che poeta! No, signore, non si musicava buddio. Oggi per aumentare il battivo, sa messa, ma l'oreggio sa ampidanessa.